Siamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia e oggi siamo in Malgalosa, in comune di Ovaro. Siamo saliti da Sauris e ci troviamo a 1760 metri di altitudine, in mezzo ai nostri pascoli, dove troverete il vostro picnic da mangiare proprio sul pascolo. Qui in Malgalosa abbiamo circa 70 vacche da latte e un centinaio di capre in mungitura. Vacche e capre che vanno munte 2 volte al giorno. Ma il formaggio lo facciamo 1 volta al giorno per questioni pratiche. Quindi il latte della sera viene messo a raffreddare dentro delle vasche, lo teniamo a una temperatura di 10-12 gradi, in modo tale che la mattina il grasso, che è più leggero, quindi la panna, avrà affiorato in superficie e viene spannato. Con questa panna andiamo a produrre, mettendola nella zangola, andiamo a produrre il burro di alpeggio. Il latte della mattina viene munto e messo fresco in caldaia, mescolato col latte della sera, quindi che è un latte parzialmente scremato, se vogliamo dire così. Vengono mescolati i 2 latti, vengono portati a 35 gradi, viene inserito il caglio, si attende che il caglio faccia il suo lavoro, quindi la massa coaguli. Dopo circa una quarantina di minuti il latte ha coagulato e passato dallo stato liquido allo stato solido, viene rotto con la lira, viene tagliato in piccoli pezzetti. In base poi alle dimensioni dei pezzetti, le temperature andranno poi a variare la ricetta in base a quale formaggio vogliamo ottenere, se vogliamo ottenere un formaggio da stagionare piuttosto che un formaggio da mangiare fresco. Quindi poi passiamo alla fase di spurgo. Il latte questa massa di cubetti viene mescolata, agitata e innalzando la temperatura, anche lì il casaro decide quale temperatura è più corretta in base al tipo di formaggio che vuole ottenere, e poi una volta spurgato la cagliata viene estratta con le tele di lino e viene messa nelle fasciere. Subito dopo viene rivoltata per 2-3 volte durante la giornata. Poi il giorno successivo queste forme andranno in acqua e sale in una salamoia, dove staranno un altro giorno, dopodiché può iniziare la stagionatura sulle assi di legno. Col siero che è rimasto poi dalla lavorazione del formaggio si ottiene la ricotta. Questo siero viene surriscaldato fino a 90 gradi, viene innalzata molto velocemente l'acidità e anche qui la ricotta, il fiore di ricotta affiora in superficie, viene messa nei classici sacchi di lino, come tradizione del Friuli Venezia Giulia. Poi i sacchi vengono messi sotto pressione in modo che sgrondi tutto il siero rimasto e si può consumare la ricotta sia fresca sia affumicata, da mangiare sui pierson, sui gnocchi, sulle ricette classiche del Friuli. Vi aspettiamo in Malgalosa per gustarvi i sapori del Friuli Venezia Giulia.